Buongiorno a tutti, visti voi, nuova di oggi, di 28 su mese di gennaio 2026. Controlliamo sul microfono, parecchie funzionano, possiamo andare avanti. Chi in pazienza. Allora, vediamo come si presenta Sadie, questo manzano si tipo dalle scritte si pro N, IT, pariata chi ne stai a calcolato potuto da dire invece ti spalazzato ma come sto ranno pacco a calcolare praticamente 15 minuti fa che ti metti tutto questo chilo libero di goi e come è già come stanno a tornare a calcolare poi dimoso di te non andare a sozzare a vallo in merito che no che questa fotografia bel vestito questo puzzone volante è scolato proprio sul momento che io i pacchetti nella fotografia e dimoso te narata e chi no che narata chi da saldeca sasonni chi di assicura a murinare insomma però con già saldecche è azzelato comodo murinare e teoricamente ha cambiato fino la papalità mezz'ora prima non fite goi su Saravallo e come este invece chi proede fino a Sasunni che poi spalazzata e tornata a proede verso la Sese e un pacu aumenta a 6 de 0. 9 gradi temperatura massima, 15 gradi temperatura minima, Crasa Iovia, Amos invece 9 gradi temperatura massima e 6 minima e mese cocolato però non dà prodotto di Iovia, insomma, ecco questa situazione. Bene, cominciamo su questa nuova, non abbiamo tanta nuova da Saida, ma alcuna bestia, insomma, per esempio, bestia chi il conservatorio del Sassari, questo è presente ieri, questo di nulla, l'avvocato, di devere nominare, anzi è sicuro, insomma, chi data uno premio, un riconoscimento a Daniele Cossello e lo dichiarata mastro divulgatore della musica e della cultura sarda e questa cosa la TAES, questo riconoscimento la TAES è dato su 7 del su mese Kintrata. Complimenti a Daniele, veramente meritato, in preno, cioè sono un riconoscimento, non sono un merito ma non abbastanza, però un riconoscimento ma non un prezzo ma non abbastanza per riconoscere che è stato il ruolo del Daniele in sa musica sarda, insomma, e sa cultura appunto musicale de sa Sardegna. Complimenti a Daniele e auguri a altri riconoscimientos e altri avanzamenti di questo tipo. E andiamo su a Sport, questo 0 beste un'altra partita della BT Volley a sede ortaidiesa a palestra ex liceo scientifico che gioca contro la SD Navarrese Volley. Purtroppo non è possibile fare questa diretta che è impegnato in una conferenza online proprio a tesora la peschita in ritardo giorno la conferenza è obbetito della rinviare ma una via instabilita per la distanza in sol media non è possibile poi cioè, vabbè la distanza si può pure tornare a bere una telanova ma la gente è stata tutta avvisata e quindi non è possibile a dare questa diretta comunque forza BT Volley. Andiamo ad innanzi con la mossa giornale, questa è la prima pagina dell'Unione Sarda. Siamo pronti alla ricostruzione, il ministro Musumeci in Sardegna, nei luoghi devastati dalla furia del ciclone Henry. Poi lite sui fondi alla Caritas, entramos in merito che ha bisogno dell'articolo interno, lite este su posizione regionale. Sulla ripartizione fa diocesi. Giornata della memoria, Mattarella no all'odio. Poi isole e terre di conquista. Questo è un articolo di fondo, insomma, dessa nuova, che esiki intro in pagina 3, la storia della nostra isola è attraversata da dominazioni e decisioni prese altrove, giustificate come necessario per un bene comune
che raramente ha coinciso con quello di noi sardi, dai progetti eolici controversi alle servitù militari, la Sardegna che qualcuno avrebbe voluto trasformare in una discarica di scorie tossiche è troppo spesso percepita come uno spazio marginale idoneo a sperimentare ciò che altrove sarebbe più difficile imporre. La tumultuosa situazione politica che oggi toglie il sonno agli abitanti della Groenlandia è un monito, cioè noi siamo davvero alla mercé di un Stato insomma, che non ha sempre considerato una periferia, a suo massimo addetta a fornire mortos e sa strinceas in difesa di una patria anzena, che certo non schiena manco chi esistia e non schiena manco chi è su nemico, e poi l'amos a sichirar le scarchi tanto vinasi sintecan arrivamos a sa pagina numero 3, questa è la prima pagina della Unione Sarda, poi andiamo alla prima pagina della Nuova Sardegna, cocaina, boom nell'isola in terapia anche a 14 anni, un pizzino su CERT di Olbia, insomma, penso che sia di Olbia, di abbattor di canno, già vittima di questa droga. Da Togliatti a Mesina, un secolo di vita nelle aule, siamo 7 anni, è un'avvocata sarda de Sassari, Franca Bergamini, che come ha compiuto 20 anni, ma è tra la prima avvocata che si è iscritta all'albo degli avvocati. Qualità e attenzione ai sapori, la Sardegna terra di salumi, gusto, si punta all'unicità del territorio. Poi noi che abbiamo nella finanziaria spunta la guerra delle Caritas, e basta, poi basta truffalo, insomma, così hanno finto di essere la banca e mi hanno derubato una emina, insomma, che proprio è stata truffata, insomma, che l'hanno sospetto su pacuinare chi io chiarta in banca. Poi perché pure Polomara a Sassari rinascerò, cioè Polomara è un giocatore del pallacanestro della Dinamo Sassari, che come scherzo tornare a Sassari che ha scoperto purtroppo meschino di Juchere da leucemia. Bene, andiamo da innantesi, vediamo Teatero ASL3 torna cardiologie aperte, una bella iniziativa questo di ASL3, screening gratuito per 100 persone. L'iniziativa è il 13 febbraio, rivolta agli adulti, non in carico ai servizi sanitari, cioè che non sono già in carico. Torna cardiologia aperte, lo screening cardiovascolare gratuito promosso dalla cardiologia della SL di Nuoro per adulti residenti nel suo territorio. Sarà venerdì 13 febbraio dalle 15 alle 19 nel sistema ambulatoriale dell'ospedale San Francesco di Nuoro per complessivi 100 posti, accessibili esclusivamente su appuntamento. Si tratta, spiega Mauro Pisano, direttore della cardiologia del San Francesco, di una giornata di screening cardiovascolare strutturato, progettata per valutare 100 persone in 4 ore attraverso un modello organizzativo e efficiente, senza attese inutili e basato sui dati clinici reali. L'iniziativa, come è detto, è riservata esclusivamente a soggetti sani di età compresa fra 40 e 70 anni, che non siano mai stati presi in carico da specialisti cardiologici, non presentino patologie cardiovascolari note, non abbiano avuto eventi cardiovascolari pregressi, unica eccezione ammessa è l'ipertensione arteriosa, anche se già diagnosticata e in trattamento. Puoi prenotare, vediamo come si hackete. Allora, ecco qua, modalità di prenotazione, le prenotazioni saranno possibili a partire da lunedì 2 febbraio, piattaforma ambulatoriale HSF ASL Nuoro IT, quindi piattaforma.ambulatoriale HSF Crocchedda ASL Nuoro.it. Puoi prenotare
questo è già mail, hai non bisogno di iscrivere. Allora, cosmologia e ricerca con l'Einstein Telescope, giornata di divulgazione specifica al Volta. Domani un evento dedicato alla fisica moderna e alle grandi infrastrutture di ricerca, previsti incontri con scienziati dell'Università di Sassari e Cagliari e vari esperimenti. Una bella iniziativa, questo è scuola e scienza. Domani nell'aula magna dell'Istituto Volta, in via Mastino 50, dalle 10.30 fino alle 13.50 è in programma un evento divulgativo dedicato alla fisica moderna, alla cosmologia e alle grandi infrastrutture di ricerca, con particolare riferimento all'Einstein Telescope. L'iniziativa promossa dall'Istituto di Istruzione Volta Brau di Nuoro in collaborazione con l'associazione IDEAS, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università di Cagliari, rientra nelle attività di orientamento e divulgazione scientifica dell'Istituto e si propone di avvicinare studenti e studentesse ai temi più affascinanti della ricerca contemporanea, rafforzando al contempo il dialogo tra scuola, università ed enti di ricerca. Questo è il fatto di scienza che intanto tanto complottista, antiscientifico che bisogna, tocca veramente dare merito a chi è credetesi scienza e investitesi scienza. La violenza sulle donne, le denunce sono in aumento. Luisanna Porcu al vertice dell'associazione Onda Rossa. La violenza sulle donne è un fenomeno costante, mentre è aumentata l'emersione dei casi. Questo è il quadro d'insieme da parte di Luisanna Porcu, psicologa responsabile dell'associazione Onda Rosa, nata proprio a tutela delle donne. Nel 2025 seguiti 353 casi per altrettante vittime, alcuni da fuori provincia, pur avendo la sede a Nuoro. Dice Porco, ci possono contattare da tutta la Sardegna, basta comporre il numero 0784 38883 e si entra in contatto con il centro antiviolenza, che è la struttura cittadina portante dell'attività. L'altro presidio è la casa rifugio, dove le vittime dei rispettivi partner cercano la serenità perduta, aiutate da psicologhe, educatrici, operatrici dell'accoglienza. Un luogo segreto, evidentemente. 30 anni di lavoro per il sodalizio in una sfida quotidiana al fenomeno. Seguiamo i casi di violenza, prosegue Porco, che nascono nella sfera delle relazioni affettive. La causa di fondo, aggiunge, sta nella volontà dell'uomo di imporre il dominio sulla donna. C'è anche un momento che la psicologa di Onda Rosa definisce con chiarezza: l'uomo violento, non tutti gli uomini chiaramente, afferma Porcu, infligge la sua punizione per il fatto che la partner non si è comportata secondo i canoni che lui aveva stabilito per lei. Una violenza che si fa in 3, in 4, sempre, a sentire Porcu. La componente dell'annientamento psicologico c'è sempre e accompagna la violenza fisica, come quella sessuale o quella economica. Quest'ultima non meno subito la prosegue considerando la tattica di far spendere prima i soldi della donna in maniera che questa sia ancora di più dipendente e soggiogata dal compagno. Oiaia. Oiaia. Un incontro sull'Alzheimer e le demenze a Nuoro venerdì prossimo è promosso dall'associazione Sassari ODV, tutta iniziativa bella e buona e che serve. Si intitola Non ti scordar di me, riflessioni scientifiche e sociali sull'Alzheimer e le demenze. Il convegno in programma venerdì alle 16 nella sala Exme di Nuoro. Si tratta di un momento di approfondimento e confronto dedicato alle principali tematiche scientifiche
sociali e assistenziali legate alla malattia Alzheimer e alle diverse forme di demenza. Questa pure una bella iniziativa, complimenti a chi ha che questa cosa. Nuoro sempre incarica, no, che in Unione Sarda, incarichi a SL, spunta il nome di Ferrai, in questa cosa di Zuccarelli, fondo di solidarietà nella bufera, la difficoltà di 118 lavoratori per la restituzione delle somme. Il direttore dell'ospedale di Lanusei potrebbe sostituire Zuccarelli. La sanità nuorese vive giorni di forte turbolenza e nuove indiscrezioni si aggiungono a un quadro già complesso, secondo quanto filtra dagli ambienti sanitari regionali. Luigi Ferrai, attuale direttore dell'ospedale di Lanusei, potrebbe essere di nuovo direttore sanitario della sede di Nuoro. La sua disponibilità ad arrivare in città sarebbe stata sondata nelle ultime ore, segnale di un possibile imminente riassetto ai vertici dell'azienda, accentrata tutta nelle mani dell'ex commissario Angelo Zuccarelli. Le polemiche, una novità che si inserisce in un contesto già segnato da polemiche e tensioni politiche. A far discutere infatti la delibera firmata dal neo direttore generale Francesco Trotta, che ha attribuito al direttore sanitario Angelo Zuccarelli anche la direzione degli ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro e del San Camillo di Sorgono. Una scelta che ha suscitato dubbi sull'equilibrio dei ruoli e sulle responsabilità gestionali. A sollevare l'opportunità è stato Pierluigi Saiu, capogruppo di opposizione in provincia e consigliere comunale di centrodestra. Intanto violenza sessuale, sospeso dalla scuola, una studentessa, bidello a giudizio, dovrà rispondere il giusto chiesa posta all'agonia, dovrà rispondere, non voler su conto di questo tipo, davanti al tribunale collegiale delle pesantissime accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di un'alunna, il collaboratore scolastico, rinviato a giudizio ieri dal GUP del Tribunale di Nuoro. Il processo si aprirà l'8 aprile, l'imputato si difenderà davanti ai giudici assistito dal collegio di difesa composto dai legali Stefano Stocchino e Gianluca Sannio. Poteschino Gineiuca e dei Arabi pone il due avvocato. L'uomo era finito agli arresti domiciliari lo scorso luglio su disposizione del GIP Alessandro Ponti, che aveva accolto la richiesta della sostituta procuratrice Elena Tress. I fatti contestati risalirebbero all'inizio del 2025, sarebbero avvenuti in un istituto scolastico di Nuoro, dove il collaboratore scolastico, oggi sospeso, prestava servizio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la studentessa, profondamente scossa, avrebbe raccontato l'accaduto ad alcune compagne di classe. La segnalazione sarebbe arrivata agli insegnanti, che hanno informato la famiglia della ragazza, portandola a rivolgersi alla polizia. La squadra mobile di Nuoro, eccetera, eccetera, speriamo che sorvata los ossos in galera. Andiamo da innanzi. Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l'aula. Sanità, nuove polemiche sul doppio ruolo di Todde. Lavori a rilento, ok a solo 3 articoli, alto rischio di esercizio provvisorio. Per non entrare nel secondo mese di esercizio provvisorio, l'Aula dovrà riuscire ad esaminare 14 articoli in 2 giorni, al massimo 3 se con cosa rarissima, si dovesse decidere di convocare una seduta di venerdì. Lavori molto a rilento, ma che Napoli non te la vaglia, che deve andare in vacanza e tornare su Martiri. Nodo Caritas, oggetto del contendere i fondi per le Caritas diocesane. A disposizione ci sono 1,5 milioni di euro da dividere in parti uguali secondo quanto previsto nel comma 14 dell'articolo
nel comma 14 dell'articolo, vabbè, non ve si è scritto dell'articolo, un cambiamento notevole rispetto all'esercizio precedente dove era prevista una ripartizione per metà in parti uguali e il restante 50% in base alla popolazione. In pratica, per effetto della manovra in corso di discussione, la diocesi di Cagliari perderebbe qualcosa come 177 milioni, avrebbe risorse dimezzate, insomma, e chiaramente a Soscastellaio non risanna bene questa cosa. Emergenza Abruzzo, 43 dipendenti lasciano l'azienda. I numeri della mini diaspora, via anche 35 infermieri, 2 OS e un tecnico di radiologia. Oristanese senza medici, ne manca uno ogni 2. Bandi deserti. Ares tappa le falle reclutando personale negli Ascot. E a proposito di Ascot, in visti pare che vi funzionando, va bene a scarchi dottore che resto offerto a fare Ascot e quindi non riesco a essere integrato, speriamo chi eia. L'alimentare vola ma mancano i lavoratori, pasta, dolci e formaggi le imprese sarde esportano in tutto il mondo, meno male. Quindi si parla per un calo dell'esportazione sul giornale una e un'altra la via dopo ne narra un'altra. Fatturato cresce fino a 873 milioni di euro, introvabili panettieri e pasticceri, quindi, insomma, che era chiesto un settore chi è stilante. Imprese sarde, dati ok. Il sistema imprenditoriale della Sardegna mostra segnali di crescita. Secondo i dati Movi Imprese, elaborati all'Unione Camere e Infocamere, nell'isola si registrano 7.766 nuove iscrizioni, a fronte di 6.245 cessazioni, con un saldo positivo di 1.521 unità. Lo stock complessivo delle imprese attive al 31 dicembre è di 166.197, confermando una dinamica espansiva del tessuto produttivo regionale. Il tasso di crescita si attesta allo 0,92%. Bonus turismo confermato. Tra le novità della manovra 2026 che impattano sugli stipendi c'è anche la conferma del bonus turismo fino al 30 settembre. Il trattamento integrativo riconosciuto per notturni e straordinari a chi opera nel settore. Sarà possibile continuare a ricevere la busta paga, un trattamento integrativo del 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte per il lavoro notturno e quello straordinario nelle ore festive. Un'auto su 5 è elettrica. In Europa occidentale, Regno Unito incluso, un'auto nuova su 5 è elettrica, anche se a dominare nel 2025 sono le ibride, che rimangono le preferite dai consumatori. Bonus casa, 2 aliquote. Il taglio delle aliquote dei bonus casa complica la comunicazione degli amministratori di condominio. Nel modello 730 2026 debutterà il doppio binario, previsto per i lavori sulla prima casa e sugli immobili diversi. L'aliquota del 50% sarà garantita solo per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, e per i lavori sull'abitazione principale. In tutti gli altri casi la detrazione scende al 36%. Quindi devono mettere a largo da essa follia de succhente decche, bonus de succhente decche prochinte. E torniamo alle isole come terre di conquista, che in Molleghene della prima pagina dell'Unione ci ricorda che questa logica non è affatto superata, cambiano i contesti politici, cambiano i pretesti, ma resta l'idea di fondo. Alcune terre sono considerate secondarie, sacrificabili, negoziabili e funzionali agli interessi altrui, in occasione gallo, a che in Sardegna la guerra contro la scoria radioattiva, che non schierano entregare a forza, ma spero il buono della Ingere, però è chiaro che abbiamo bisogno del aiuto di tutto quanto. Se no, hanno a finire che come non hanno combattuto
tutto, traversina e demolizione delle ferrovie italiane, che la sanno smaltita in Sardegna, come sono smaltite i fumi di acciaieria in Gianna e Luas, a Porto Verme SRL e così via. È probabile che ha l'intenzione di smaltire in Sardegna la scoria nucleare che hanno generato questa strada centrale, che hanno funzionato per Pacaldia, ma hanno fatto tanto di questo danno. Ma torniamo alla Groenlandia, questa gigantesca isola lontana, abitata da poco più di 50.000, in effetti sono 57.000 persone, quasi completamente ricoperta di ghiaccio. È la patria del popolo Inuit, che adattandosi ad uno dei climi più ostili del pianeta, la abita da millenni. E insomma, bestie che bicchiere pone il mano sopra, che molto cantano, Trump, che come, pare che un pacco sia tornato orta, ma è imprevedibile. Maltempo, musumecci nell'isola, ricostruire sì, ma con metodo. Il ministro della protezione civile a Cagliari, per verificare i danni del ciclone Henry, sopralluoghi al Poetto e sulla Sulcitana, fondi graduali, progetti solidi e priorità. E sino a mezzanotte è allerta meteo in tutta la Sardegna. La protezione civile attiva i livelli di criticità come su che loro in questo momento in bici è completamente concussato. Quindi la fotografia che vorrà fatto su puzzone per qualche volante non è sposa attuale e che su che lo biaitino. La Sardegna torna sotto osservazione per una nuova fase di maltempo che riaccende l'allerta su gran parte dell'isola. A far scattare le misure di prevenzione è stato il centro funzionale di protezione civile della Sardegna, che ha diffuso un avviso di criticità valido dal pomeriggio di ieri sino a stanotte, invitando enti locali e cittadini alla massima prudenza. Il quadro delineato dal bollettino evidenzia una situazione differenziata sul territorio regionale, in diverse aree, dall'Igresiente al Campidano, passando per il Logudoro e i bacini del Flumendosa, Flumineggio. L'allerta è di livello giallo, legata a possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Più delicata la situazione nelle zone Tirso e di Montevecchio, Pischinapiu, dove è stata valutata una criticità moderata che il rischio idrogeologico accompagnata da un'allerta straordinaria per quello idraulico, cioè praticamente aranzino, del colore aranzino. Andiamo da innanzi, se facciamo il teatro, allora la droga cambia, l'età cala, al SERD anche un 14enne, SERD è solo ambulatorio in Umbedana, macchina spalliativa, era sono drogato, il dottor Paolo Milia, non si sentono tossici ma stanno male. L'allarme, in città coca e cannabis crescono e crescono anche le droghe sintetiche. Oh. Non si sentono tossicodipendenti, non si riconoscono in quella parola, ma stanno male. E questa è la prima cosa che dicono quando arrivano al SERD di Sassari, giovani, spesso giovanissimi, con comportamenti violenti, pensieri confusi, sospetti, deliri, non follia, effetti chimici, droghe nuove, cervelli fragili e famiglie intorno distrutte. Poverito si sono. La mappa delle nuove sostanze usate in Italia: cannabinoidi, cattinoni, MDMA e benzodiazepine, il fentanyl e per ora è stato intercettato in casi isolati, ben più diffuse invece le metanfetamine. Non bastano, non hanno l'immagine classica della droga, non hanno una storia riconoscibile né un nome stabile, cambiano forma, colore, dosaggio, le nuove droghe o nuove sostanze psicoattive.
si diffondono rapidamente anche in Italia, soprattutto tra i più giovani, sfruttando una combinazione pericolosa: facilità di assunzione, potenza elevata, difficoltà di identificazione. Ecco una panoramica delle principali sostanze oggi intercettate dai servizi. Colamuso, avvocata Franca Bergamini, che ha comprato 100 anni, io pioniera dei tribunali. Taglia oggi il traguardo del secolo di età, la prima donna avvocato di Sassari. La mia vita nelle aule di giustizia, il processo Togliatti, l'incontro con Mesina, cioè praticamente ha partecipato pure al suo processo Togliatti, ha partecipato quindi veramente un libro di storia complessiva, insomma. L'articolo è troppo lungo, però non un bollo lego, bollo segnalo e via. Nuova Sardegna, finanziaria, maggioranza in tilt per i soldi destinati alle Caritas. Come abbiamo letto qua, che hanno cambiato sul metodo di assegnazione dei costo binari a Sas Caritas, e quindi Cagliari perde tesumeso del suo finanziamento. La giunta vuole dividere in parti uguali la somma assegnata e bestia alt da parte del PD. E va bene, numero da innantesi, maggioranza ci prova di nuovo il condono nelle 1000 proroghe. Siamo alle danne dell'Italia, siamo alle danne, l'opposizione all'attacco. In questo modo si stimolano nuovi abusi edilizi, cioè dalle scritte di Salvini della tenta sempre, della tenta, da porre qualche cosa del carattere populista, insomma, ecco. Quindi bisogna andare incontro a questo evasore, basta che gli lancia il voto. Libero scambio tra Europa e l'India, firmato lo storico accordo che taglierà 4 miliardi di euro di dazi all'anno. Di questo abbiamo già ragionato ieri e Gianterisi, e comunque pare che sia un bell'accordo, e comunque sia un mercato, insomma, di tante milioni di persone che si tratta di 180 miliardi che ne posti in gioco. L'Unione Europea e l'India hanno concluso i negoziati per uno storico accordo di libero scambio, il più grande mai siglato da entrambe le parti, un'intesa che rafforza i legami tra la seconda e la quarta economia mondiale, in un momento in cui crescenti tensioni geopolitiche. L'Unione Europea e l'India già commerciano beni e servizi per oltre 180 miliardi di euro l'anno, sostenendo circa 800.000 posti di lavoro europei. Questo accordo dovrebbe raddoppiare le esportazioni di beni dall'Europa verso il paese asiatico entro il 2032, con una riduzione tariffaria che farà risparmiare circa 4 miliardi di euro all'anno alle imprese europee. Per le aziende del vecchio continente si aprono quindi opportunità senza precedenti, e nel paese più popoloso al mondo, con 1 miliardo e 450 milioni di abitanti e un PIL di 3.400 miliardi di euro. Insomma, mi pare che sia una buona cosa. Da innanzi ad Ustica fu una bomba e i colpevoli sono vivi, no? Che le danne di queste indagini che sono lecite a finire in terroloco, speriamo per sul caso Reggeni, che non si dire sono anni da si campara a Segitto, Canacchi non termina tra questa indagine. E no che Ustica este metta più lunga del caso Reggeni e non si chiocca pede. Carlo Giovanardi e la politica fuori dal Parlamento, il caso Cucchi, la targa dei Ducchi, il gemello Novax, un gemello Novax. L'ex ministro, quando c'era Conte, fui convocato a Palazzo Chigi, mi dissero di tacere perché c'era il segreto di Stato, e cioè, vabbè, poi non si tratta manco di una bomba, ma di
missile lanciato da un aereo francese, insomma, poi che la poter fare finire come te che intanto la bomba è scomoda, addebitano sul terrorismo. Lega in pressing sulla sicurezza, ma perde Vannacci, a quanto pare Vannacci ha idea di sacchere un altro partito, possiamo dire così. Oh, yeah. Scudo penale per i militari, Salvini insiste con gli alleati. DDL stupri è polemica per il nuovo testo. L'avvocata Bongiorno, insomma, ha cambiato consenso che in dissenso, praticamente prima non vi sul consenso del Saemina si tratta di violenza sessuale e invece come vedete sul dissenso del Saemina può dichiarare che siete violenza sessuale, ma sul problema poi este che tu este trasformata in un dibattimento a Saemina che deve dimostrare che non fi di accordo, cioè deve dimostrare che non baiata è stata mostrato dissenso, insomma, che non queriata. Invece il suo problema del suo consenso fitti somine che devia dimostrare chi bitti sul consenso del Saemina e quindi praticamente a ponere in banco del reolo è sempre a ponere Saemina. Passa la proposta del Buongiorno e al Senato scoppia la bufera. Il testo della relatrice è fondato sul dissenso a un rapporto sessuale, non più sul consenso, è la base di discussione a Palazzo Madama. Vota a favore il centrodestra, compresa la leghista che guida la Commissione Giustizia, compatti sul no PD ed M5 Stelle, AVS e Italia Viva. Per le opposizioni la svolta stravolge il disegno di legge sulla violenza sessuale approvato all'unanimità alla Camera e tradisce l'accordo bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elli Schlein, cioè anche su chi gli spara. Sulla data del voto referendum la parola altare scritto che si vota tra Capaco gruppo del referendum sulla separazione delle carriere batto un ricorso che è stato al Città del Lazio da parte del suo magistrato, insomma, forza data che è stata anticipata troppo. Intanto vabbè, per questa cosa di Almastri Asmas che come passaporto internazionale che è spronunziata, ma lasciamo perdere questa pistare esava pistata. L'AIS in Italia, ma chiuso nel consolato, ma che bianzana fa che il 4 il ministro alla Camera, Sala, questi uccidono, non mi sento tutelato. Nessun agente americano per le strade, piante dosi vere l'ambasciatore russo. E praticamente questo bene che si scusa di protezione a sull'atleta americano che era ne posa Olimpiade in Sunive, insomma. Pasdaran terroristi e Teheran si infuria con Roma. Praticamente lo Pasdaran sono stato descritto nel suo elenco dei terroristi e Teheran si infuria con Roma. Guardate bene che lo Pasdaran non sono dell'esercito regolare del Sinana, sono una milizia a servizio del Ayatollah, cioè una milizia a banda, tipo Hamas, tipo Hezbollah, insomma sono milizie, non esercito regolare che in pratica sono finanziate e comandate dal suo governo iraniano. La condanna degli approcci sconsiderati dell'Italia, la minaccia di conseguenze dannose, il duro cambio di passo scelto da Roma nei confronti dell'Iran non poteva non scatenare la reazione della Repubblica Islamica, che ha convocato l'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, per protestare contro quella che ha definito dichiarazioni irresponsabili di Tonio Tajani. Il ministro è pronto a sostenere domani in Consiglio Esteri UE la proposta di dichiarare il Pasdaran un'organizzazione terroristica. Tra i paesi più impegnati nel dialogo con Teheran, l'Italia era finora rimasta prudente sulla possibilità di introdurre
le guardie della rivoluzione nella lista UE dei gruppi terroristici. Una posizione condivisa con la Spagna e Francia, tanto da non permettere fin qui il raggiungimento della maggioranza qualificata dei 27. Le parole italiane, tuttavia, sembrano riaprire la partita. Il quorum non è più irraggiungibile. La durissima repressione dell'ultima ondata di proteste contro il regime, con migliaia di morti nelle strade e i corpi ammassati negli ospedali, impone una risposta chiara, ha sottolineato Tajani, e la protesta di Teheran non cambierà la posizione di Roma. Non è colpa nostra se c'è stata una carneficina in Iran e l'opposizione che era in piazza è stata massacrata. Migliaia e migliaia di morti, questo è inaccettabile. Complimenti, complimenti, complimenti. Intanto andiamo pure a Iran, a Ucraina, buscate il Donbass, la guerra sta in Donbass. Nel frattempo piovono ancora bombe. USA, le condizioni di pace per Kiev, garanzie solo se rinuncia al Donbass, cioè praticamente a Putin il dubbio la deve andare vinta sia non vinta, dice che si è armata rosa e stenia che anche un metro d'onzanno di avanzamento, però che è tutto su Matesi. L'Ucraina, io non ho chiesto civile, l'Ucraina deve rinunciare al Donbass per ottenere le garanzie di sicurezza americane, e il Financial Times a rilanciare la posizione degli Stati Uniti sul processo di pace in un'esclusiva che cita fonti a conoscenza del dossier. Smentita dalla Casa Bianca, la ricostruzione è però in linea con la cosiddetta formula di anchorage su cui insiste Mosca e che sarebbe stata concordata da Donald Trump e Vladimir Putin al vertice di Ferragosto in Alaska, in attesa che l'intricato nodo territoriale si sciolga. Le forze russe continuano a bombardare, provocando morti e danni alle reti energetiche nel sud-est. Anche la città di Odessa è finita nel mirino di droni e viene bombardato un treno che intanto è morto. Abbiamo un'ultima pagina, eccola qua. Siria, cessate il fuoco prorogato, ora la de-escalation della violenza. Però in Siria è una de-escalation della violenza, ma non contro lo scurdo si iscritti in complicitate che sa Turchia si chiede la violenza e il massacro di dichiarazione congiunta di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti a seguito dell'incontro dei rispettivi ministri e inviati speciali, accogliendo con favore la proroga di 15 giorni del cessate il fuoco tra le forze governative siriane e le forze democratiche siriane, annunciata il 24 gennaio. Le quattro potenze hanno chiesto a tutte le parti di rispettare l'accordo, di esercitare la massima moderazione e di collaborare per la pace, invitando anche gli attori esterni a contribuire alla de-escalation della violenza. Le quattro potenze hanno inoltre evidenziato il ruolo cruciale dei partner regionali e internazionali, tra cui Iraq, governo regionale del Kurdistan, governo siriano e forze democratiche siriane nella lotta contro l'ISIS. Hanno invitato le parti a concordare rapidamente un cessate il fuoco permanente e a riprendere negoziati per l'integrazione pacifica e sostenibile del nord-est siriano in uno Stato unitario e sovrano che rispetti e protegga i diritti di tutti i cittadini, secondo previsto dall'accordo dell'8 gennaio. Oia, hasta el Gai, l'Iran all'ambasciata a Teheran, personale ridotto per prudenza, e in merito alla convocazione dell'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, da parte delle autorità iraniane. Non siamo d'accordo. Non è colpa nostra se c'è stata una carneficina, poi il numero non bisogna fuori piano piano, ma sono terribili, fino a che si arriva da 30 missa morto. Un importante e autorevole settimanale ha detto che sarebbero arrivati a 30.000 morti
Non so se sia quella la cifra, ma è comunque inaccettabile, lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani al margine di un evento alla Farnesina. I nuovi video verificati dalla BBC rilevano la portata della repressione in Iran, dove le proteste scoppiate a fine dicembre sono state stroncate con violenza dalle forze di sicurezza. Il ministro ha confermato che giovedì al Consiglio Affari Esteri proporremo insieme ad altri paesi le sanzioni verso i pasdaran responsabili e daremo parere favorevole all'inserire i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. La terroristica sono un partito islamico, un esercito islamico a servizio dei sos integralistas, dei Siram, Ayatollah, Khamenei e così via. E mullah, è tutto un bullah, la, tutto in eso. Saltiamo il fenomeno delle oie, che si continua in tancatura, dopo 47